Salutate. Saluta. E non solo alle ginocchia. Politici falliti vanno in televisione e parlano di ecologia e vivisezione, mentre le loro bestie coperte d'oro e ciccia vaneggiano per strada mostrando la pelliccia. Il porco coi bagagli se ne andava in Tunisia, in una rondettina 30 volte in casa mia. Se penso che un mattone gliel'hai comprato tu, per penitenza prenditi ma con la testa in giù. Disposto totale per questa società, governa la cambiare da partiti vendita. Chi offre di più si aggiudica il potere, davanti a questi non nulla da temere. Di latte. Oltretutto noi diamo anche e posso fare formaggio, la Attività da non limitare, se leggi sulla porta c'è scritto non entrare. Tu non puoi sapere gli intrallazzi dello Stato, se no come fare per rubare al pensionato. La classe operaia, la gente come noi, lavora. Per fare una partita alla Repubblica occorre essere iscritti a una compagine politica. Ce ne sono decine tra cui scegliere a seconda del colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore. Una volta che sei in squadra o in squadraccia è importante avere le natiche al posto della faccia per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni. La campagna acquisti detta anche le elezioni. Caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla, ma senza limiti di numero, volume o qualità di sorta. Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta. E il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi tifare esercitando un suo diritto, credendo a quelle palle che lo fanno più contento e premiandone l'autore con un posto in Parlamento. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Il Parlamento è uno stadio tutto pazzo, due curve a gradinate senza un vero campo in mezzo, rinchiuso in due palazzi in cui s'appizzano gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi, istituzionalizzando gli introllazzi. Si aprono le danze tra le squadre elette, parte il valzer delle alleanze in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci, i cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione, un manipolo di eletti forma una delegazione, va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento, forgiando nuove palle.